Sì, noi oggi siamo qui in quanto, come al solito, il governo regionale non mantiene i suoi impegni con le organizzazioni sindacali. Erano previste all'interno della finanziaria tutta una serie di emendamenti per la stabilizzazione di questi lavoratori, però dalle notizie che abbiamo tutto è andato in fumo. E la cosa più grave è che questi lavoratori vanno avviati immediatamente per preparare la stagione irrigua. Non si capisce chi dovrà intervenire nelle campagne a distribuire l'acqua per gli agricoltori quest'anno. Penso che questo governo non abbia idea del ruolo del consorzio di bonifica, del ruolo che svolgono questi lavoratori, soprattutto i lavoratori stagionali, in quale il consorzio della Sicilia orientale non può svolgere appieno il suo lavoro, che è tutto l'anno, non è solo 6 mesi, 7 mesi l'anno, se non si mettono in organico finalmente i lavoratori stagionali. Noi siamo qui e fino a quando l'assessore, come aveva promesso, ci doveva incontrare, noi non smuoviamo il sit-in fino a quando l'assessore non ci dà notizie in riferimento alle cose che gli abbiamo chiesto.